cosa significa allenare una squadra di basket in carrozzina? Allora, allenare una squadra di basket in carrozzina sicuramente è una bellissima esperienza. Per me è un lavoro. Io da svariati anni che appunto ho scelto di lavorare con persone con disabilità, e anche se è stato del tutto casuale, però è davvero bello. Come riesci a gestire un gruppo composto da maschi e femmine? Beh, bisogna gestirlo un po' come si fa nella vita, no? Quindi ognuno ovviamente ha le sue particolarità, però devo dire che merito anche del gruppo che mi trovo ad allenare, sono veramente facilitato in questo, ho ragazzi veramente in gamba, e il regolamento, per tornare a quello che è la pallacanestro, ci viene incontro, cioè non esistendo un campionato solamente femminile, per l'appunto le ragazze sono inserite nei campionati maschili e quindi con un piccolo bonus riescono a gareggiare e a competere insomma nei campionati appunto di pallacanestro in carrozzina. I ragazzi attualmente che fanno parte di questa squadra, i ragazzi e ragazze, sono, diciamo, come ti dicevo, di matrice universitaria. Chi non studia più comunque è una persona che riesce a lavorare sempre nell'ambito appunto post-universitario. C'è un'impronta molto bella, molto legata ovviamente al percorso universitario. Questo anche grazie all'attenzione che ha avuto l'università appunto nell'investire e permettere a un gruppo di giovani di percorrere proprio questa avventura sportiva nella pallacanestro, che essendo io un allenatore pallacanestro devo dire per forza che è lo sport più bello che c'è. Lo sport paralimpico sta finalmente, come dicevo prima con Chiara, trovando una sua identità ben definita all'interno non solo del panorama sportivo ma all'interno della società. In questi anni tanto è stato fatto, c'è ancora da fare però. Esattamente, c'è ancora tanto da fare, ma va riconosciuto, come hai appena detto, che negli ultimi anni finalmente il movimento paralimpico sta prendendo sempre più spazio a livello, grazie anche a livello dei media e dei social, che permettono appunto a tutto il movimento di essere molto fruibile a chiunque. C'è ancora molto da fare, senz'altro, perché comunque si parla ancora di sport dilettantistico, anche se posso fare un esempio, si sente ultimamente soprattutto i gruppi sportivi militari stanno aprendo anche la possibilità di inserire all'interno dei propri gruppi sportivi atleti con disabilità, e senz'altro permette questo a questi atleti di fare un percorso solamente sportivo e quindi diciamo non dover preoccuparsi di tutto quello che è invece l'aspetto legato alla vita. Insomma, come sappiamo bene, è uno degli scogli che molti atleti nella loro carriera non riescono ovviamente a far combaciare le cose. Per questo sarà molto importante insomma nei prossimi anni sicuramente che il movimento paralimpico cresca ancora, e quindi sicuramente il sogno potrebbe essere quello di andare verso un professionismo. Per te lo sport ha significato anche qualcosa di più. Esatto, hai detto benissimo, per me il basket è stato anche galeotto in amore. Con Chiara ho avuto la fortuna insomma di incontrarla grazie alla pallacanestro svariati anni fa, e quindi insomma nel corso del tempo abbiamo capito insomma che eravamo fatti l'uno per l'altra, e quindi mi ritrovo da 3 anni ad averla raggiunto Chiara qui a Padova, perché io non sono di Padova, sono originario di Alatri in provincia di Frosinone, e quindi insomma la mia scelta ovviamente di seguire lei, di seguire senz'altro ancora la pallacanestro, e sì, insomma è una bella storia. Fabio, comanda di più l'allenatore o il capitano? Questa è una domanda difficilissima. Allora no, per mio carattere comanda di più l'allenatore, però ti posso dire che siamo davvero bravi tutti e due a riconoscere i ruoli nel momento in cui si è in campo, mentre appena usciamo da qui si pensa solamente alla vita vera. Ovviamente ci capiamo molto, lei sa quali sono le mie esigenze, io conosco le sue esigenze, e quindi questo sicuramente è un'arma a nostro favore.